La mascherina che penzola dall'orecchio, la divisa blu, lo sguardo fisso nel vuoto. La foto di Beppo Tonon seduto davanti al suo locale a Piavondio d'Erzo ha fatto il giro d'Italia ed è diventata il simbolo dello sconforto dei ristoratori dopo il nuovo DPCM. L'ha scattata la figlia Elena all'insaputa del papà e l'ha pubblicata con un post che ha commosso il web. Mio papà è sempre stato un punto fermo nella mia vita e mi ha sempre manifestato la sua voglia di andare avanti in qualsiasi situazione. Lì l'ho visto davvero triste, sconsolato. Pensavo e penso tuttora che non se lo meriti. Un uomo di 70 anni che ha lavorato onestamente tutta la vita non si merita, insomma, di vivere dei momenti come quello di sabato pomeriggio. Cosa è? Uno stato d'animo, ti senti una grande impotenza in quanto non sei più tu a gestire la tua attività, ma ti devi adeguare a norme che ti dettano gli altri, che magari non hanno neanche le competenze nel nostro settore. Il nostro locale è un locale che lavora di sera, tranne il sabato e domenica, che sono 2 giorni che vengono anche il pomeriggio, quindi in questo momento cosa ci resta da fare? Aprire 3 ore il sabato e la domenica, ok? Quando possiamo aprire, perché abbiamo i clienti, altrimenti cosa facciamo? E così il ristoratore trevigiano, noto al grande pubblico per le scenografiche sculture con gli ortaggi, diventa l'emblema dell'amarezza di chi, partito da zero, ha lavorato una vita per realizzare un sogno che rischia di sgretolarsi. Mi rimane lo sconforto e vedere come possiamo imbarcare il lunario qui perché abbiamo dipendenti, non so se rendo l'idea, non siamo solo noi e le spese di base rimangono tutte. Eppure Tonon non abbasserà la serranda. Io non mollerò l'osso perché mi arrampicherò, ho lavorato tutta la vita per fare questo locale qui. Immaginiamo se adesso che è un momento difficile mollo l'osso, sarà durissima ma ce la metterò tutta.